scrivono un sacco di gente. Un po' sarà anche merito nostro, del nostro sito, che siamo bravi, ma purtroppo il motivo principale è che c'è una deriva clericale tale in Italia che tanta gente che pur ci conosceva ma non sentiva la necessità di iscriversi, adesso proprio sente che bisogna fare qualcosa e si iscrivono. Facciamo il Darwin Day da 3-4 anni perché 4 anni fa ho ricevuto una mail in inglese, non so se dall'America, dall'Inghilterra, qualcuno che io non conoscevo, l'ha mandata alla mia associazione, non a me personalmente, io sono il segretario, l'ho ricevuta io, che diceva: nel mondo anglosassone si fa ogni anno una giornata della scienza nel nome di Darwin, perché non fate voi altrettanto? Allora io sono andato a Milano a parlare con le Feltrinelli e a loro l'idea è piaciuta molto e abbiamo organizzato insieme alle Feltrinelli perché non ci costava niente la sala, e la nostra associazione non è che ha tanti mezzi, non abbiamo l'otto per mille niente, e abbiamo cominciato a fare il Darwin Day. Ha avuto un enorme successo, ne facciamo una quindicina all'anno e l'idea è stata anche copiata benissimo, per fortuna, da musei, da università, da scuole, quindi direi che adesso in Italia il Darwin Day è diventata una... tutti sanno più o meno che si fa il Darwin Day. Ieri sull'Avvenire Online, che è la rivista della CEI, dei vescovi italiani, c'era un piccolo trafiletto che diceva che in questi giorni si fanno i Darwin Day, soprattutto alle Feltrinelli. Purtroppo dietro c'è lo zampino dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che assicura che non sarà molto oggettiva e non sarà scientifica. Io avrei voluto rispondere che se dietro questi Darwin Day c'è lo zampino dell'UAT, in tutto il resto in Italia c'è lo zampone della CEI, ma insomma, tanto non pubblicano la replica, non l'ho fatta. Racconto un'ultima cosa sul fatto che mi piace molto aver organizzato i Darwin Day che hanno preso piede in Italia, perché io sono diventato ateo a 11 anni proprio quando ho saputo che esisteva l'evoluzione. È successo che io ero in collegio perché nel paesino dove abitavano i miei non c'erano le scuole medie e non potevo fare il pendolare, che erano troppo lontane, quindi sono stato messo in collegio. In collegio avevo l'Atlante e ho visto una cartina con la distribuzione delle religioni nel mondo e mi ha lasciato sbalordito vedere che c'erano continenti dove il cristianesimo non esisteva. E allora dico: com'è possibile che un Dio viene in terra, si fa mettere in croce, eccetera, eccetera, e lo fa solo per una parte della popolazione? Perché in Asia, in Cina, in Giappone, in Corea, in Australia, eccetera, il cristianesimo non c'è? Questo è stato il primo punto. Il secondo punto è stato la ragione del male. Avevo proprio studiato in quegli anni che c'era stato un terremoto a Messina con 100.000 morti e credo che 40.000 erano bambini, e l'idea di 40.000 bambini morti per un terremoto mi aveva fatto dubitare dell'esistenza di Dio. C'erano altri motivi, ma c'era una cosa, c'erano i miracoli. Io credevo che ci fossero i miracoli, tutti ne parlavano come di una cosa ovvia, che era vero. Per fortuna un supplente di italiano a scuola una volta parlava di un argomento simile, io gli ho chiesto: ma i miracoli li fa solo i cristianesimi, i cattolici o anche le altre religioni? Dice: ne fanno molti di più, in India fanno molti più miracoli dei cattolici. E allora ho capito che anche quella era una sciocchezza. Rimaneva una cosa fondamentale: io credevo come tutti che la vita nella terra fosse sempre uguale, che gli uomini ci fossero stati ci fosse un primo uomo che era già uomo come sono io, e che poi i cani che fossero sempre stati cani, le scimmie, gli elefanti, i mammut, i pesci, le farfalle, costanti. E allora dicevo: com'è possibile che sulla terra a un certo momento è apparso un elefante, è apparso uno struzzo, è apparso un coccodrillo? E questa era una cosa che non poteva essere spiegata che con l'esistenza di un Dio che l'avesse fatto. Non c'era chi poteva aver fatto nella terra, che sapevo perché l'avevo studiato, che la terra una volta era una palla incandescente, sicuramente senza vita e senza niente. A un certo momento si è raffreddata, è cominciata la vita, e si dice: è apparsa la tigre. E chi l'ha fatta la tigre? Non gli uomini, nessun altro. Era un ostacolo. Io non potevo diventare ateo perché non avevo la risposta a questa domanda. Mi è stato messo un prete
a fianco che mi convincesse, non mi ha convinto, sapeva che ero molto bravo in matematica, in scienze, pur bambino, insomma, quando facevo il consiglio di classe gli dicevano che quello era un ragazzino così, lui credeva che io sapessi dell'esistenza del darwinismo e mi ha detto a un certo momento: guarda che non è un ostacolo, perché la Chiesa, certi della Chiesa accettano le teorie dell'evoluzione. Io sono caduto nel nulla. Cos'è la teoria dell'evoluzione? È una teoria che dice che la vita si è formata da primi microscopici elementi molto semplici rispetto a un organismo come l'uomo, come una scimmia, eccetera. Di colpo io sono diventato ateo e da allora il darwinismo è stato un punto di riferimento per me nell'interpretazione di tutti i fenomeni che ci circondano. Per cui quando ho avuto l'opportunità di fare i Darwin Day e vedere che ha avuto tanto successo, sono stato molto contento. Sei pronto? Non ancora. Pronto è una parola allora, grossa, ma diciamo lo sarò in breve. Questa volta, per la prima volta sperimentalmente, abbiamo provato a fare pubblicità sul mattino. Tra i presenti c'è qualcuno che ha visto la pubblicità sul mattino? No, il Gazzettino non è pubblicità, comunque c'era sul Gazzettino, quindi qualche effetto l'ha avuto e va bene. Poi vediamo un pochettino. Vi dico che l'UAR ha tanti progetti aperti. Purtroppo chi lavora nell'UAR siamo un po' di vecchiotti, che siamo un po' liberi, i giovani hanno altre cose da fare, quelli di media età hanno i bambini piccoli, il lavoro, eccetera, per cui siamo un po' in crisi di troppo successo. Abbiamo quadruplicato gli iscritti in 2 anni e dovremmo essere, invece che 2 o 3 a occuparci dell'UAR, dovremmo essere 7 o 8. Tenetelo presente, se qualcuno sta andando in pensione ancora giovane e ha voglia di lavorare nell'UAR, noi saremo felici di avere al nostro fianco qualcuno. È vero. Poi cosa devo dire ancora? Non so. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda su UAR fino a che è pronto questo marchingegno? La conoscevate quasi tutti, quasi nessuno. Chi è che conosceva già l'esistenza di questa associazione? Ecco, e chi è che non la conosceva, che faccio il paragone? No, sono molti di più quelli che la conoscevano. Abbiamo un sito meraviglioso, pieno di notizie, mi telefonano quasi ogni giorno dei giornalisti che hanno visto il sito e allora vogliono sapere qualcosa di particolare, eccetera, e ormai in un mese 5-6 volte si parla di noi nei giornali, piccole notizie a passare, però sono utili. Su Linus, che è un giornalino di fumetti, oggi in edicola, c'è un articolo che parla anche di noi. Sul Corriere della Sera c'era una fotografia del giudice Tosti, che è un nostro socio che ha contestato la presenza di crocifissi nel tribunale, che aveva in mano il nostro simbolo con cui si leggeva bene il nostro nome, e sono aumentate le visite al nostro sito di 1200 al giorno nei successivi 4-5 giorni dall'uscita di quella fotografia. Siamo pronti? Sì. Sì. Ecco, finalmente così posso cedere la parola al vero oratore della giornata e saremo tutti a sentire cosa c'ha da dire sulla evoluzione. Provo il telecomando, ma allora devo fare un ultimo cambiamento, portate pazienza. Mi sono fatto crescere la barba per assomigliare a Darwin. Ho promesso a mia moglie che la taglio dopo i Darwin Day. Ho sempre la barba, ma non così evidente. Questa è la fatta per, siccome ogni tanto mi dicono sempre i Darwin, facciamola crescere per me. Ecco. Il professore è un professore di biologia qui all'università, studia etologia e quindi è addentro a questi problemi e ci fa una bella conferenza. Speriamo. Dunque, allargo finché si può. Ecco. E forse si sente anche senza microfono. Sì.
Meglio col microfono. Lo puoi tenere in mano? Sì. Allora, adesso spero che tutto funzioni. Beh, volevo dire che la prima cosa che mi piace dire è che ho già partecipato un paio di volte a dei Darwin Day, non qui a Padova, insomma, quelli organizzati dai musei. Questa è la prima volta che vengo invitato ad una di queste conferenze organizzate dall'UAR. Io ero così, insomma, conoscevo bene Martino Rizzotti, che è il fondatore dell'associazione, e quindi per me, diciamo, è un doppio piacere, ecco, per l'iniziativa del Darwin Day, a cui ovviamente che ritengo sia un'ottima cosa, e in più farlo qui a Padova per l'UAR mi fa particolarmente piacere. Allora, l'argomento di cui vi parlo brevemente, insomma spero non troppo noiosamente, riguarda un aspetto della teoria evoluzionistica che non arriva spesso, diciamo, sui giornali. Quindi se voi non siete, come dire, specialisti del settore biologia evoluzionistica, ma l'incontro che fate, insomma, con le teorie darwiniane è quello che più spesso, come dire, è possibile fare nell'ambito della divulgazione scientifica, ecco, non tanto spesso si parla di selezione sessuale, che invece è una parte importante della teoria ed è anche una parte che si sta, come dire, evolvendo molto rapidamente, da qui il titolo. Allora, la serata, insomma, il mio racconto si divide in due parti. Nella prima parte cercherò brevemente di spiegare che cosa Darwin ha inteso come selezione sessuale, qual era il problema evolutivo che ha cercato di risolvere con questa parte della sua teoria, e nella seconda parte invece illustrerò rapidamente quali sono le nuove prospettive che da circa 20 anni a questa parte sono emerse nel mondo della ricerca. Perché la cosa importante da dire, soprattutto quando si considera la teoria, diciamo, le critiche alla teoria evoluzionistica, è che anche se alcuni aspetti delle idee formulate originariamente da Darwin sono superate, quello che tuttora costituisce, diciamo, l'aspetto cruciale, fondamentale di questa teoria è che l'idea che gli organismi che vivono sul nostro pianeta siano il risultato di un processo di cambiamento, di variazione e selezione, continua ad essere, come dire, un paradigma totalmente solido. Poi alcune delle spiegazioni che Darwin ha ipotizzato ovviamente mostrano il segno del tempo, insomma sono passati 150 anni, sappiamo molte più cose della biologia, ma l'idea fondamentale, cioè chiedersi se osservo questo fenomeno in natura ci deve essere una spiegazione in chiave evoluzionistica, rimane, come dire, totalmente l'approccio corretto, quello che, diciamo, ci permette di formulare delle domande interessanti. Allora Darwin si è occupato di selezione sessuale perché la sua teoria, l'idea che gli individui più adatti all'ambiente sopravvivono, lasciano discendenti e quindi determinano il progressivo adattamento delle popolazioni, quest'idea della selezione naturale si scontrava con un'osservazione che ad ogni naturalista era ovvia, cioè ci sono, soprattutto negli animali, caratteristiche che non si possono spiegare alla luce di questa idea. Per esempio gli uccelli spesso, forse potremmo chiudere una luce che si vede poco, così. Allora vi dicevo, ci sono tipicamente negli uccelli caratteri, per esempio piumaggi colorati, canti. Una cosa simile si osserva anche nei mammiferi, in cui per esempio in molte specie i maschi possiedono corna molto vistose, in altre specie i maschi sono enormemente più grandi delle femmine, e se la selezione favorisce una certa forma corporea non si capisce perché questa deve essere diversa nei maschi e nelle femmine. E forse faccio a mano, ci metto meno. E così anche ci sono caratteri, come per esempio il canto degli uccelli, che vi faccio sentire. Questo è il canto di una capinera. Ora, questo carattere, cantare, rendersi visibile a un predatore, difficilmente può essere spiegato con un aumento della sopravvivenza. Allora, come mai caratteri costosi,
che rendono gli individui vistosi e i predatori dovrebbero evolvere. Allora l'idea che si fece Darwin a riguardo era che alcuni caratteri possono evolvere non in un ambito di lotta per la sopravvivenza, ma perché conferiscono a chi li possiede un maggior successo riproduttivo. E così Darwin dice quello che si osserva non è una lotta per sopravvivere, ma è una lotta per riprodursi. E il risultato di questa lotta non è morire o sopravvivere, ma è lasciare pochi o tanti discendenti. E siccome ad ogni generazione la popolazione sarà formata dagli individui, figli, a loro volta dei maschi e delle femmine che si riproducono con maggior successo, Darwin immaginò che si diffondessero caratteri, potessero essere selezionati caratteri finalizzati alla sopravvivenza. E allora in questo caso, se uno fa una panoramica degli animali, ci sono tantissimi esempi, non so, i denti canini sviluppati in molte specie di scimmie, la criniera del leone, le corna degli ungulati, i piumaggi elaborati degli uccelli che lottano tra di loro per riprodursi. Allora in questa visione Darwin immaginò due meccanismi. Uno è quello della competizione tra maschi per poter accedere alle femmine. Quindi i maschi combattono tra di loro, fanno delle lotte e il vincitore si accoppia. Il tipo di caratteri, qui c'è una carrellata, il tipo di caratteri che si sviluppano per effetto di questa competizione tra i maschi saranno caratteri che aiutano i maschi nella lotta, quindi per esempio corna, speroni, forza fisica, quindi dimensioni corporee maggiori, o strumenti di difesa. La criniera del maschio o del leone serve soprattutto per proteggere le parti vitali del collo durante gli scontri con gli altri maschi. Corna e diciamo, esempi di questo tipo si osservano in tutto il regno animale. Quest'idea di Darwin, cioè che questi caratteri evolvano per effetto della competizione tra i maschi, venne prontamente accettata dai suoi colleghi dell'epoca. Tuttavia, come sempre succede, le cose non sono così semplici, perché come possiamo spiegare invece l'evoluzione, per esempio, della coda del pavone? Questo è un carattere che possiedono solo i maschi, è evidente che non può essere utilizzato, o è difficile spiegare la coda del pavone come mezzo per combattere con altri maschi, cioè se i maschi devono fare una lotta non è che si colpiscono con delle piume, ecco, diciamo, sarebbe un metodo di lotta un po'. Infatti i pavoni hanno degli speroni sulle zampe, quando lottano tra di loro non usano certo la coda, ma si danno delle grandi speronate in testa se ci riescono. E quindi questo tipo di carattere è ben difficile da spiegare in questo contesto, ed è altrettanto chiaro che non aiuta nella sopravvivenza. Viaggiare nella giungla con 2 metri di timoniere al seguito non aiuta a fuggire i predatori o a passare inosservato. La spiegazione che Darwin diede di questo è che le femmine, in alcune specie animali, preferiscono accoppiarsi con maschi più attraenti. Nella fattispecie preferiscono i maschi di pavone con le timoniere più lunghe. In questo modo, se c'è una variabilità tra i maschi una popolazione e le femmine preferiscono tutti quelli con le timoniere più lunghe, generazione dopo generazione la coda aumenta per effetto della pressione selettiva. Questa seconda spiegazione dell'evoluzione degli ornamenti attraverso la scelta femminile ebbe, come dire, un'accoglienza a dir poco fredda, nel senso che non solo i detrattori della teoria tout court erano ovviamente critici, ma anche i colleghi biologi che avevano peraltro accettato gli altri aspetti della teoria di Darwin ritenevano una bizzarria pensare che degli animali, e in più femmine, cioè siamo in un periodo vittoriano, diciamo, potessero avere un senso estetico che era da tutti considerato una prerogativa esclusivamente umana. D'altra parte è anche altrettanto evidente che ci sono tantissimi caratteri che non sono armi, ma sono ornamenti, che caratterizzano tantissime specie e richiedono una spiegazione. Quest'idea, vi dicevo, della scelta femminile venne abbandonata, tanto che Darwin, ecco, c'è da dire un'altra ragione per la quale
l'argomento di Darwin della scelta femminile venne criticato era anche che in realtà Darwin non spiega perché le femmine dovrebbero scegliere, mentre, come dire, è chiaro perché i maschi combattono tra loro per riprodursi, diciamo, hanno un vantaggio loro, perché le femmine dovrebbero preferire un maschio ad un altro. Sta di fatto che un tardo Darwin, qui siamo pochi anni prima forse anche 2 anni prima della morte, adesso non mi ricordo esattamente quando ci ha lasciato, diciamo, però uno degli ultimi scritti che Darwin ha lasciato, in commento ad un articolo sull'evoluzione di una razza di cani della Siria, dice tristemente, mentre la maggior parte dei naturalisti ammette l'esistenza della competizione maschile, poco o nessuno in realtà è disponibile a pensare che le femmine operino una scelta tra maschi diversi. Questa fu una sorta di pietra tombale sull'argomento, tant'è vero che, pur rimanendo il problema, perché diciamo spiegare perché un pavone ha quel tipo di carattere rimaneva un problema, però nonostante questo sono passati 150 anni, 130 anni di fatto, perché già nell'origine della specie, quindi diciamo nella metà dell'Ottocento, Darwin aveva in realtà anticipato l'argomento che poi venne sviluppato più tardi, ma insomma per 150 anni praticamente tutto tacque. Nessun biologo si sognò di andare a verificare che cosa Darwin si era sognato di dire. A parte diciamo un teorico negli anni 30, bisognerà aspettare uno svedese, Malte Anderson, che alla fine, all'inizio degli anni 80, dice vabbè, sarà anche una sciocchezza questa detta Darwin, andiamo a vedere se è vero oppure no. È andato in Africa a studiare questa specie di uccello che si chiama uccello vedova, vedete ha una coda lunga, anche in questo caso un carattere bizzarro, stravagante, e ha fatto un test che poi è stato ripetuto in molte altre specie e che, come dire, gli ha guadagnato la fama scientifica questo Malte Anderson. Per cosa ha fatto lui? Adesso qui il grafico è un po' complicato, ma tanto per andare al sunto, lui ha catturato un certo numero di maschi, gli ha tagliato via metà della coda, li ha resi artificialmente maschi, diciamo, poco attraenti. Questo pezzo di coda che aveva ottenuto l'ha incollato alle timoniere di un altro gruppo di maschi, rendendoli, facendo delle extension, mi hanno detto che si chiamano così, rendendoli super attraenti e quindi creando, poi c'è un gruppo di controllo non manipolato, quindi creando dei maschi poco attraenti che lì sono in rosso, dei maschi di controllo e dei maschi super attraenti. È andato a vedere come gli andava la vita a questi maschi dopo un po' e in effetti trova che i maschi super attraenti attirano un maggior numero di femmine nel loro territorio dei maschi con la coda tagliata. Cioè, in poche parole, ha dimostrato che le femmine, potendo scegliere, preferiscono i maschi con le timoniere più lunghe. Questa è la prima dimostrazione sperimentale, quindi diciamo nel 1874 è l'origine e la discendenza dell'uomo e l'evoluzione in relazione al sesso, 1982, quindi 110 anni, perché qualcuno decidesse di testare sperimentalmente l'idea. Beh, questo esperimento ha aperto poi un mondo nuovo, diciamo, e la ricerca ha avuto un'esplosione in questo campo e adesso noi, qui non avevo anche una diapositiva ma ve l'ho risparmiata, sono decine e decine le specie animali nelle quali è stato dimostrato che le femmine, quando devono scegliere il partner con cui accoppiarsi, utilizzano dei criteri. In molti casi è il piumaggio, in altri casi è il canto, nel caso dei mammiferi spesso è l'odore, le caratteristiche dell'odore, negli insetti c'è di tutto, lo sfregamento delle ali, l'odore, perfino le drosofile si corteggiano cantando, eccetera. E quindi, diciamo, quello che noi adesso sappiamo è che Darwin aveva visto giusto e che in realtà in molte specie animali i caratteri evolvono sotto la pressione delle preferenze femminili. E resta il problema di capire perché le femmine scelgono. E a questo diciamo, hanno dedicato molto tempo molti ricercatori per cercare di capire quali sono i benefici
per la femmina di non accoppiarsi a caso, ma di scegliere un maschio invece dell'altro. Queste sono alcune delle specie, per darvi un'idea, in cui è stato dimostrato, quello è un fringuello americano, in cui è stato dimostrato che le femmine preferiscono i maschi più rossi, una piccola mosca in cui le femmine preferiscono i maschi che hanno gli occhi più lontani, gli occhi sono quelle palle rosse all'estremità dei peduncoli. Nella cinciarella le femmine preferiscono i maschi col piumaggio più ricco di UV, di ultravioletti. In questo pesciolino le macchie arancioni, in un altro pesciolino una macchia rossa, nella rondine la lunghezza della coda. E negli uomini? Ho un capitoletto finale sull'uomo, se c'è tempo lo vediamo, ma non vi anticipo. Allora, più complicato è il problema dei benefici. Qui lo accenno molto rapidamente perché non vi voglio annoiare, però insomma è stato dimostrato che per esempio le femmine di una rana americana preferiscono i maschi più grossi perché questi difendono delle pozze libere da delle sanguisughe che si mangiano le uova. Quindi la femmina sceglie il maschio grande, ottiene un territorio sicuro. In alcuni insetti le femmine decidono con che maschio accoppiare perché durante l'accoppiamento il maschio dà un dono alla femmina, spesso è cibo, una preda. In questa cavalletta i maschi trasferiscono con gli spermi che vengono usati per fecondare le uova un pacchetto di proteine, una cosa super energetica, e più grande è il maschio, più grande è questo pacchetto di proteine, e poi la femmina, mangiandosele, produce più uova. E quindi scegliendo il maschio, come dire, adatto, di fatto aumenta la sua fecondità. Nel caso dello spinarello, che è quel pesce che vi dicevo prima, i maschi che hanno una colorazione della gola più rossa, nella foto si vede male, credetemi, sono maschi che sono padri migliori. In questa specie le uova vengono curate dai maschi, le femmine depongono le uova e poi se ne vanno a cercare altre cose, insomma. I maschi si prendono cura della prole, più rosso è il padre, più se ne prende cura in modo adeguato. Oppure nel caso di alcuni uccelli è stato dimostrato che le femmine che scelgono i maschi che cantano meglio scelgono un partner che non è pieno di pulci, e quindi diciamo anche questo è un vantaggio se uno non possiede dei sistemi più pratici per controllare. Esistono però specie in cui il rapporto maschio-femmina si limita alla copula o all'accoppiamento, insomma al trasferimento degli spermi. Le femmine non hanno dal maschio né territorio, neppure parentali né nient'altro. Eppure anche in questo caso si è visto che le femmine non si accoppiano a caso. Ed è stato dimostrato che facendo questa scelta ottengono un duplice vantaggio. Questi maschi con gli ornamenti più sviluppati, è stato dimostrato, possiedono dei geni più adatti all'ambiente, e quindi i figli di quei maschi sopravvivono meglio. Ma siccome spesso assomigliano ai padri, e i padri erano, come dire, super sexy, la femmina ha un altro beneficio: produce figli maschi che a loro volta avranno un grande successo riproduttivo. È la cosiddetta ipotesi dei sexy sons. E anche questo è stato dimostrato per un certo numero di specie, tra l'altro pesci, lo stesso pavone, poi è stato studiato. Dopo Malte e Anderson hanno detto, beh, qual è la specie più ovvia da andare a vedere? Andiamo a vedere questo famoso pavone, no? E effettivamente hanno dimostrato che le femmine che si accoppiano con i maschi, in realtà nel pavone non scelgono la coda più lunga, ma la coda che ha più occhi, vedete quelle macchie di penne colorate. I maschi che hanno un maggior numero di questi occhi nella coda sono preferiti dalla femmina. Ecco, i figli di quei maschi sono più resistenti ai parassiti, il che per la femmina è un vantaggio. Quindi, in sostanza, concludendo, possiamo dire che i due meccanismi individuati da Darwin per l'evoluzione di questi caratteri, che non aiutano nella sopravvivenza ma aiutano nella riproduzione, era esatto: scelta femminile e competizione maschile. Tutto qua? No, in realtà noi adesso sappiamo che la situazione relativa alla riproduzione, al gioco, diciamo, evolutivo tra maschi e femmine, è in realtà molto più complesso. E quindi adesso vi racconterò brevemente quali sono un po', diciamo, le nuove prospettive della selezione sessuale in
che sono in corso di... Se funzionasse questo sarebbe, diciamo, vantaggioso, ma... Sì, ecco. Allora, direi che, stringendo all'osso, sono due le innovazioni, gli aspetti innovativi che riguardano la selezione sessuale rispetto all'idea formulata originariamente da Darwin. Allora, la prima è che l'idea di Darwin in sostanza è di un processo che attraverso la lotta tra i maschi o la scelta della femmina fa sì che solo gli individui più vigorosi si riproducano. Cioè, in altre parole, è un meccanismo di selezione dell'individuo migliore, quindi un meccanismo adattativo che non avviene più rispetto all'ambiente, ma è rispetto alle interazioni tra i maschi e le femmine. In altre parole, si tratta in ogni caso di un meccanismo di tipo adattativo, cioè attraverso la selezione sessuale comunque le popolazioni migliorano. Ok? Questa visione è stata recentemente messa in discussione. Le radici di questa nuova prospettiva non sono così recenti, perché già nel 1948, quindi insomma 50 anni fa, Bateman ha fatto un esperimento che è banale, se volete. Ha preso delle drosofile, delle moschine, e ha permesso ad alcuni maschi e ad alcune femmine di riprodursi. In alcuni casi ad ogni maschio ha dato una femmina, in altri casi 2, in altri casi 3, in altri casi 4. E lo stesso ha fatto per le femmine. Ha dato un solo maschio, oppure 2 maschi, 3 maschi e 4 maschi. E il risultato che ha trovato è ovvio, cioè se noi aumentiamo il numero di partner, mannaggia lui, ecco, della femmina, le uova che la femmina produce sono quelle, perché non dipende dal numero di maschi con cui si accoppia, ma dipende dalla sua capacità di produrre uova. Ecco. Se invece noi permettiamo ad un maschio di accoppiarsi con più femmine, ecco che il suo successo riproduttivo aumenta in modo lineare. Ecco. Tanto per fare riportare la cosa in termini umani, nella nostra specie il numero di figli che una donna riesce a generare nell'arco della sua vita dipende dalla sua fecondità ed è relativamente poco influenzato dal numero di partner sessuali che ha nel corso della vita, cioè uno probabilmente è sufficiente, ma se ne ha anche di più non è che produce più figli, insomma, questa è una cosa assolutamente ovvia. La cosa importante però è che ha delle implicazioni dal punto di vista evolutive che definirei pervasive. Perché? Immaginiamo adesso di considerare il punto di vista dalla parte del maschio e dalla parte della femmina. Allora, qual è il numero medio di partner sessuali ottimale per una femmina? A seconda della specie sarà più alto o più basso, ma generalmente possiamo immaginare che non sia tanto alto, qualcosa più di 1. Va bene? Qual è il numero di partner sessuali ottimale per un maschio che vuole massimizzare il suo successo riproduttivo? Ora, un maschio, nella maggior parte delle specie, i maschi sono in grado di produrre una quantità di gameti, cioè di spermi, per fecondare le uova, che è immensamente superiore al numero di uova prodotti da una femmina. Dal punto di vista strettamente numerico, gli spermi che sono contenuti in un singolo eiaculato sono in grado di fecondare, dal punto di vista numerico, diciamo, l'intera popolazione femminile fertile degli Stati Uniti. Quindi diciamo, poi è chiaro che farlo in pratica non è così banale, insomma, però è chiaro che un maschio che riesce ad accoppiarsi con tantissime femmine può lasciare un numero di discendenti immensamente maggiore del numero che può lasciare una femmina. E infatti, per qualunque specie, il numero ottimale di partner sessuali nei maschi è sempre più alto del numero di partner sessuali ideali per le femmine. E questo, diciamo, non ci piove. Sarà 5, sarà 10, sarà 100, ma certamente è più alto nei maschi che nelle femmine. Problema. La maggior parte delle popolazioni animali sono costituite da un numero simile di maschi e di femmine. E quindi matematica vuole, Villella confermerà,
che fin da piccolo diciamo risolveva i problemi di matematica, che se il numero di maschi e di femmine nella popolazione è la stessa, il numero medio di partner sessuali nei due sessi deve essere uguale, perché come si dice il tango si balla in due e quindi i maschi non possono avere più partner sessuali in media senza che aumenti il numero medio di partner sessuali di una femmina. Provate a pensarci, ma insomma è così. E quindi si pone un problema: a che punto la strategia evolutiva si fissa nella popolazione? Alla fine maschi e femmine si devono mettere d'accordo. A che punto? Cioè, qual è il numero medio che risulta? Beh, qualunque sia il numero medio, non è quello ottimale normalmente né per il maschio né per la femmina. Ok? E voi direte, vabbè, insomma, fa parte della vita, non tutto è perfetto, però diciamo, questo apre una prospettiva diversa nella selezione sessuale. Perché? Immaginate che compaia in un maschio un carattere che gli permette di aumentare il suo successo con le donne, diciamo, cioè, svacchiamo subito la cosa, aumenta il suo successo con le donne. Questo ha come effetto che il numero medio di partner sessuali nella popolazione aumenta, ok? Il risultato qual è? È che la strategia realizzata si allontana da quella ottimale per le femmine. A questo punto, se compare nelle femmine un carattere di resistenza, cosiddetto, cioè che riduce, come dire, la tendenza dei maschi ad aumentare il numero loro dei partner, questo si diffonde nella popolazione. Perché? Perché le femmine che resistono, che non si accoppiano indiscriminatamente, hanno una fitness più alta e saranno avvantaggiate. Cioè si scatena, in altre parole, una guerra evolutiva che è senza fine. Perché? Perché allora, in questa immagine abbiamo un maschio che quello è molto efebico, però il maschio è a sinistra, che corteggia la femmina e la vuole convincere ad accoppiarsi. Okay? Un maschio persistente perché insiste e una femmina resistente perché insomma non gli dà proprio un cazzotto, però diciamo, non è del tutto disponibile. Cosa succede? Che si crea un contesto evolutivo in cui ogni carattere che aumenta il successo riproduttivo dei maschi tenderà a diffondersi nella popolazione, causando una riduzione di fitness della femmina e quindi creando una pressione selettiva alla comparsa di caratteri che aumentano la resistenza della femmina, quindi le femmine si accoppiano meno. A quel punto ai maschi ci sarà una pressione selettiva perché compaia un altro carattere, in un ciclo che non è come dire, di equilibrio, non è direzionale, ma continua a oscillare tra andare un po' meglio per l'uno e un po' meglio per l'altro. Ora direte, vabbè, insomma, è una bella storia, ma questo che effetto ha? Beh, l'effetto che ha questo è che ribalta completamente la visione darwiniana. Nella visione darwiniana il processo di selezione sessuale era un processo che portava a un aumento di fitness. Perché? Perché solo i maschi migliori si riproducono, sono resistenti ai parassiti, sopravvivono meglio, eccetera. Un processo direzionale di adattamento sempre migliore. Il conflitto sessuale invece non genera nulla di tutto questo, genera un contesto in cui due, come dire, non si mettono mai d'accordo. Il risultato è che la fitness media delle popolazioni, dove il conflitto sessuale è alto, è più bassa. Tant'è vero che è stato recentemente dimostrato che quanto più alto il conflitto sessuale in una specie, tanto è più probabile che questa specie si estingua. Quindi un processo non adattativo. Ciò non di meno, anche questa è evoluzione, solo che non è sempre, come dire, adattativa. Allora vi faccio vedere un filmatino porno, diciamo, e che è il sesso tra i pesci. Tra questi pesci sono dei pecilidi, sono dei pesci, diciamo, in cui il conflitto sessuale è altissimo. Perché? Perché negli altri pesci la fecondazione per lo più è esterna. Quindi il maschio, diciamo, non ha modo di costringere una femmina ad accoppiarsi, perché diciamo, non hanno le mani per trattenerla, non hanno modo di forzarla. Se la femmina non vuole emettere le sue uova, la riproduzione non avviene.
Infatti in molte specie i pesci maschi corteggiano la femmina, insomma, poi se la femmina è d'accordo si accoppia. E questo è un gruppo di pesci americani, peccididi, in cui è evoluta la viviparità, cioè le femmine non depongono le uova, le trattengono all'interno, le fanno fecondare dai maschi, quindi i maschi sono a fecondazione interna, introducono gli spermi all'interno del gonodotto femminile e lì le uova vengono fecondate, si sviluppano e le femmine partoriscono i piccoli una volta che le uova si sono schiuse. Questo è evoluto perché è vantaggioso per queste specie portarsi i piccoli in grembo finché non sono abbastanza sviluppati, però ha aperto la strada evolutiva al conflitto, perché adesso sì i maschi possono cercare di fecondare la femmina anche se non vuole, non possono farlo con la forza, ma lo fanno con la destrezza. Adesso vi faccio vedere in diretta uno stupro tra pesci, se parte. Allora, questo è il maschio che è più piccolo, non so se si vede, ma qui c'è una piccola pinna che il maschio usa per introdurre gli spermi nel gonodotto della femmina. Questa è la femmina. Adesso vedrete la femmina gironzola nella vasca per cercare qualcosa da mangiare. Il maschio ha un altro obiettivo che tutti possono immaginare qual è. Allora, questa è la femmina, il maschio la punta. Ecco, la femmina ha visto qualche cosa da mangiare, si distrae, il maschio si infila dietro e, ecco, in una frazione di secondo pianta il suo gonopodio nel gonoporo della femmina, trasferisce spermi e la femmina è inseminata. Quindi sesso breve, probabilmente neanche molto soddisfacente e soprattutto non voluto, perché le femmine, diciamo, cercano di evitare di essere fecondate dai maschi. Perché? Adesso ve lo spiego subito. Ops, mi manca la diapositiva. Va bene, la ragione è che questi pesci fanno un tentativo di accoppiamento al minuto, 12 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Sono circa 300.000 tentativi di accoppiamento all'anno. Quindi insomma, diciamo, la vita è un inferno per queste femmine e l'abbiamo dimostrato in un esperimento. Allora, questo qui a sinistra c'è la quantità di prede che una femmina in una vasca, in condizioni un po' artificiali, insomma, però, che una femmina riesce a mangiare in un minuto, una femmina affamata. Questo è quindi più alto è questo valore, più la femmina, come dire, cerca cibo con successo. Questa è la femmina da sola. Due femmine migliorano la loro capacità di foraggiamento e quando c'è un maschio dentro la vasca il tasso di foraggiamento crolla a circa il 20%. Cioè, perché? Perché semplicemente la femmina non riesce a cercare il cibo con la stessa efficienza quando deve, come dire, guardarsi le spalle. E avete visto che se non si guarda le spalle sono dolori. Sono dolori in senso proprio reale, perché i maschi, per aumentare la loro efficacia in queste copule forzate, hanno evoluto degli spini, degli uncini all'estremità del gonopodio, per cui quando riescono a inserire il gonopodio nel gonoporo della femmina, nell'apertura genitale della femmina, questi uncini cioè non è facile sfilarsi, diciamo, per la femmina, e quindi il maschio aumenta il numero di spermi che trasferisce durante il... Ma siccome questi uncini sono uncini, il risultato poi della femmina che scappa via e si allontana per evitare questa copula è che la femmina spesso ha delle ferite al termine dell'accoppiamento, quindi aumenta anche il rischio di infezioni e di altre cose. E questo ovviamente ha un effetto sulla fecondità della femmina. Le femmine muoiono più frequentemente, più facilmente e producono meno figli. Quindi, in sostanza, in queste specie la fecondità media è più bassa di quella che ci sarebbe se maschi e femmine si mettessero d'accordo. Ma siccome uno dei paradigmi, insomma, uno degli elementi fondamentali della teoria è che se compare un carattere che favorisce un individuo, questo si diffonde nella popolazione, non esiste un equilibrio evolutivo che fa sì che i maschi e femmine si mettano d'accordo. Vi dico anche una cosa che non ho messo qui, ma è stato dimostrato che negli uccelli in cui maschio e femmina portano il cibo ai pulcini,
ognuno dei due cerca, è stato visto, di, come dire, approfittarsene, cioè tira un po' il freno a mano, perché è faticoso imbeccare sti pulcini 50 volte al giorno, e quindi sia i maschi che le femmine, come dire, evitano di sobbarcarsi tutto il lavoro, cercano di dividersi. Il risultato di questo processo, in cui ognuno guarda quello che fa l'altro e dice no, insomma, io ho portato già 3 imbeccate, adesso fallo te, mi fermo, voglio vedere se io smetto tu cosa fai. Ecco. Allora si è visto che rimuovendo uno dei genitori artificialmente, quello che resta da solo si dà più da fare, è felice, cioè i piccoli nutriti da un solo genitore ricevono più cure parentali di un piccolo nutrito da entrambi i genitori. Qui vorrei dire che chi difende la famiglia come obbligatoriamente l'unica forma di allevamento della prole, si potrebbe, insomma, però non vorrei spingermi troppo. Va bene. Questo ve lo salto perché questa è la prima cosa. Quindi in realtà la riproduzione non è questa cosa di maschi e le femmine che per il bene della specie si mettono d'accordo, anzi è una battaglia continua, con delle conseguenze evolutive anche importanti. Ma l'altra cosa di cui ci si è accorti e i cui effetti evolutivi sono stati valutati solo recentemente è che la promiscuità sessuale femminile è un fenomeno molto diffuso in natura. E anche qui uno potrebbe trovare delle ragioni, se vogliamo, sociali, culturali, per cui a questo un po' si è arrivati tardi, diciamo. Però, diciamo, dagli anni 70 in poi si è realizzato che in molte specie le femmine si accoppiano con più di un maschio. Qui, per esempio, non so, nella diapositiva in alto a sinistra si vede poco, ma c'è una rana femmina dietro e 3 maschi sulla schiena. Lei sta deponendo le uova, è una rana tropicale. Qui abbiamo un limulo, che è una specie di non è un crostaceo, insomma, comunque sono un organismo marino. Anche in questo caso spesso le femmine si accoppiano con 2 o 3 maschi contemporaneamente. Qui 3 pesci che vedete, abbiamo a sinistra un maschio, a destra la femmina, in mezzo quello piccolino è un maschio, si chiamano maschi sneaker, sono maschi piccoletti che aspettano che il maschio territoriale abbia corteggiato una femmina. Quando la femmina è pronta a deporre, comincia a deporre le uova, si fionda in mezzo alla coppia e rilascia anche lui i suoi spermi. Lo stesso avviene nei salmoni, lì c'è un intero branco di una promiscuità più totale. Qual è l'effetto del fatto che una femmina si accoppia con più di un maschio durante lo stesso ciclo riproduttivo? Beh, l'effetto è che gli spermi di 2 o più maschi si trovano a competere tra di loro per fecondare le stesse uova. E quindi a questo punto la selezione crea, come dire, uno scenario in cui ogni carattere che favorisce in questa competizione post-copulatoria si diffonderà nella popolazione. E anche qui è stato possibile, alla luce di questa idea, riconsiderare una serie di comportamenti che erano noti da sempre ma che non avevano una spiegazione. Per esempio, negli uccelli, focalizziamoci sul gallo e la gallina che ci sono al centro, è noto che durante il periodo riproduttivo i maschi e le femmine sono sempre appiccicati. Uno poteva interpretarlo come amore, no, invece in realtà la ragione è che in questo modo il maschio evita che la propria compagna si accoppi con altri maschi, protegge la sua paternità, fa quello che si chiama la guardia alla compagna. Questo spiega anche perché in alcune specie, come nei rapaci, a sinistra sono 2 gheppi, il maschio e la femmina si accoppiano anche centinaia di volte per deporre, per fecondare 3 uova. Allora, per fecondare 3 uova ne bastano un paio, diciamo 3. Allora, siccome, come dire, accoppiarsi 200-300 volte ha un costo, se lo fanno ci sarà una ragione. La ragione, adesso si è capito, è che in questo modo il maschio della coppia riduce la probabilità che una scappatella della femmina risulti in una paternità, come dire, illegittima. Ma è stato anche dimostrato che le specie animali in cui la promiscuità femminile è maggiore tendono a produrre eiaculati molto competitivi. Va bene, questo qui è un altro dettaglio, ma veniamo al sodo, diciamo. Studi comparativi fatti nei nostri parenti più prossimi, le scimmie, hanno dimostrato che
Le specie monogame, sono quelle a sinistra, tendono ad avere testicoli più piccoli, i maschi ovviamente, e questi maschi producono eiaculati che contengono una percentuale di spermi mobili, quindi spermi efficaci ai fini della fecondazione, più bassa delle specie di destra, per esempio lo scimpanzé o un macaco, in cui invece la struttura sociale, gruppi numerosi con tanti maschi e tante femmine, portano ad un'elevata promiscuità sessuale. In questi casi i testicoli dei maschi sono molto più grandi di quello che ci si aspetta una volta che uno controlla per le differenze di dimensione corporea, e soprattutto producono eiaculati in cui tutti gli spermi sono vitali, o la maggior parte. L'uomo si colloca più o meno a metà, cioè è in una, io intendo dire come dimensione di testicoli e come proporzione di spermi mobili, e quindi è probabilmente in una situazione che sta a metà tra la promiscuità sessuale elevata e la monogamia stretta. Almeno era un tempo, perché poi ovviamente sono i testicoli e l'eiaculato si sono evoluti da un po', insomma, mentre... Ma un'altra cosa che si è scoperto è che anche gli spermi stessi evolvono sotto la pressione della competizione spermatica. Per esempio, una cosa nota fin, insomma, dal secolo, da tanto tempo fa, ecco, diciamo, non so quando, ma da tanto, è che gli insetti hanno spermi molto diversi tra loro. Ogni specie ha forme diverse, le più bizzarre, tanto diverse che in alcuni casi si usa come criterio sistematico, cioè per capire se un maschio appartiene a una specie o un'altra si guardano gli spermi che tanto sono diversi. Qui per esempio a sinistra ci sono esempi di spermi di insetti, ciuffi di spermi, di centinaia di spermi assieme, spermi che sembrano globuli rossi, spermi in forma di pesce, a 2 teste, a 3 code, ce n'è di tutto. In Drosophila, sempre in questi insettini, è stato trovato in una specie, cioè più di una per la verità, che possiedono spermi giganti, cioè spermi con una coda così lunga, una coda che normalmente è arrotolata, diciamo, ma se uno la svolge, srotola questo gomitolo di coda di spermatozoo, trova che è lungo più di 40 volte la lunghezza del corpo del maschio. È come se noi producessimo degli spermi di 80 metri, ecco, tanto per dare un'idea. Poi sono arrotolati, per cui ci stanno dentro al maschio, diciamo. Però, e uno si domanda per quale ragione uno dovrebbe, la selezione dovrebbe produrre individui che generano queste bizzarrie. È stato dimostrato che in condizioni di scarsità di cibo questi riducono la dimensione degli spermi, cioè vuol dire che è costoso da produrre. Si ritiene che queste forme bizzarre abbiano a che fare con la competizione spermatica, e una dimostrazione spettacolare è stata trovata un paio d'anni fa in una specie di topo selvatico, il topo selvatico del collo giallo, che possiede spermi la cui testa, vedete questa immagine qui, la cui testa invece di avere la classica forma, diciamo, a ovetto dello spermatozoo di mammifero, ha questo strano uncino alla fine, e ci si era sempre chiesti come mai. Beh, studi in vitro e in vivo, quindi diciamo molto dettagliati, hanno dimostrato che una volta che il maschio eiacula gli spermi, questi spermatozoi si agganciano uno all'altro utilizzando quell'uncino. Quindi se uno spermio ha un altro spermio che passa vicino a lui, si attacca. Il risultato è che formano questa specie di trenino che vedete qui. Gli spermi non si muovono singolarmente, ma formano un fascio molto più lungo e molto più grosso che si muove molto più velocemente. Quindi questo carattere si ritiene che sia evoluto come forma, come diciamo risposta alla competizione spermatica, perché il maschio che possiede spermi fatti così è in grado di fecondare le uova meglio di un maschio che ce li ha diversi. Adesso tutti i maschi di topo hanno questi spermatozoi perché sono tutti attrezzati, come dire, a rispondere al problema. Però, come sempre, c'è anche l'aspetto, il punto di vista della femmina. Avere gli spermi di tanti maschi all'interno del tratto riproduttivo è un'arena in cui questi competono, però offre anche alla femmina la possibilità di scegliere il maschio, questa volta non più a livello precopulatorio, ne guarda 4 e poi decide con quale accoppiarsi, ma
si accoppia con 4 e poi decide a quale di questi far vincere la competizione spermatica. Per esempio, sempre in gallina, nel gallo della gallina, è stato dimostrato che le femmine spesso si accoppiano con i maschi subordinati, che loro in realtà non è che, come dire, prediligano, anzi, se loro potessero eviterebbero, però siccome i maschi sono più grossi delle femmine, hanno gli speroni, hanno il becco, tanto gli rompono a ste galline che alla fine la gallina, diciamo, disperata si accoppia. Ma dopo l'accoppiamento cosa fa? Espelle, attraverso delle contrazioni dell'apparato genitale, espelle gli spermi del maschio con cui si è appena accoppiato. Quindi, diciamo, accetta di accoppiarsi per ridurre il costo delle molestie, ma poi evita di essere fecondata da quel maschio espellendo gli spermi. In questo lavoro è stato pubblicato su Nature 4 anni fa e viene in questo grafico c'è la probabilità che una femmina che si è appena accoppiata con un maschio espella gli spermi, e a destra, vedete, c'è il risultato di accoppiamenti con maschi di alto rango. In quel caso la femmina non espelle mai. A sinistra invece sono quelli a rango basso e in quel caso, diciamo, nella maggior parte dei casi, o almeno più della metà, gli spermi vengono eliminati. Invece in questi pesciolini, sempre quelli, diciamo, in cui i maschi continuano a provarci, sempre uno di questi peccididi, le femmine 2 volte al mese, dopo il parto, sono sessualmente recettive e quindi invece di scappare cercano il maschio più colorato e si accoppiano. Però non sempre il primo che trovano è il migliore. E allora il dubbio è: aspetto e avrò di meglio oppure mi prendo questo? Allora in questa specie hanno evoluto un comportamento di questo tipo. La femmina, il primo maschio che trova, se è di qualità bassa, si accoppia, ma trattiene pochi spermi. Noi adesso sappiamo che questo succede perché lei è in grado di regolare la durata della copula. Quindi se il maschio è attraente, copula a lungo. Se il maschio non è attraente, prende pochi spermi. Perché? Perché se poi il giorno dopo trova un maschio migliore, si accoppia con quello, prende più spermi e ottiene il suo risultato. Quindi, concludendo, in questa carrellata veloce, spero che non sia stata troppo veloce, quello che possiamo dire è che quello che noi sappiamo adesso delle strategie riproduttive degli animali conferma completamente le previsioni fatte da Darwin. Adesso sappiamo che il gioco è un po' più complicato, che quello che ha detto Darwin è tutto vero fino al momento in cui si decide se accoppiarsi oppure no, dopo le cose spesso sono più complicate. Nonostante questo, ecco, ci tengo a sottolineare che se è vero che alcune cose erano sfuggite a Darwin, alcune cose non poteva saperle, ed era anche impossibile saperle, diciamo, certamente l'approccio teorico evoluzionistico permette di farsi domande, porre problemi e trovare risposte che altrimenti uno non saprebbe ricercare. Quindi la qualità, come dire, della teoria darwiniana è forse, adesso minimizzo, insomma, però esagero un po', è forse più nella capacità di porre sempre domande nuove, trovare nuove risposte, scoprire cose nuove, rispetto in realtà a trovare risposte, perché come immaginiamo, insomma, le cose da scoprire sono infinite probabilmente, la cosa importante è avere una chiave di lettura che ci permette di trovare sempre domande nuove. Io avrei finito, ho una parte sull'uomo, siamo tutti maggiorenni, quindi diciamo non abbiamo nessun impedimento a trattarlo di questo tipo, però è anche tardi, quindi insomma se ci sono domande o se preferite possiamo anche fermarci qua. Sull'uomo e sulla donna vorrei dire, soprattutto. Posso fare una domanda? Sono curioso di sapere se c'è una qualche tentativo di spiegare perché c'è questa costanza di divario fra il numero ottimale di partner per la donna, per la femmina, diciamo, della specie e il maschio. Certo. Seguendo l'ipotesi generale darwiniana, uno dovrebbe pensare che alla fine, insomma, dovrebbero convergere per ottimizzare il successo della riproduzione. E perché c'è questo divario? Dunque, sono due domande distinte, insomma. Il divario c'è perché maschi e femmine sono intrinsecamente diversi, cioè che cos'è che ci permette di dire che
Insomma, nel caso dell'uomo spesso è relativamente semplice dire chi è un maschio e chi è una femmina, insomma. Ma se noi abbiamo un crostaceo che vive sottoterra, lo tiriamo fuori e diciamo perché questo è un maschio e quella è una femmina? Sulla base di cosa lo decidiamo? Lo decidiamo perché si definisce maschio l'individuo che produce gameti piccoli, gli spermatozoi. La femmina è l'individuo di quella specie che produce gameti grandi. Ora, il costo unitario dei gameti è sempre quindi diverso. Cioè la femmina per produrre un uovo deve investire più energia. Il maschio per produrre uno spermio deve investirne meno. Il risultato è che il potenziale, la fecondità potenziale è sempre più alta nei maschi, per definizione, che nelle femmine. Questo crea il divario e questa è una questione. Poi uno potrebbe chiedersi, ma perché in tutti gli animali e nella maggior parte anche delle piante si è evoluta una situazione in cui nella popolazione ci sono due tipi di individui che fanno gameti piccoli e che fanno gameti grandi? Perché non abbiamo specie in cui ci sono 4 sessi, molto piccolo, medio e grande e grandissimo? Questo è un problema, diciamo, teorico che ci porterebbe lontano. Ci sono delle spiegazioni ad ogni modo. L'altro problema è perché non si mettono d'accordo fondamentalmente, perché non puntano ad un equilibrio. La ragione è che il processo di selezione, qualunque esso sia, il processo di evoluzione così come l'ha immaginato Darwin, è un processo in cui come dire, non esiste il bene della specie o della popolazione, semplicemente gli organismi evolvono tutte le volte che compare per mutazione un carattere nuovo e chi lo possiede è avvantaggiato, quello lascerà più discendenti di uno che non ce l'ha. Quindi ad ogni generazione, quella determinata popolazione tenderà ad avere quel carattere sempre più diffuso. Okay. Se quel carattere aumenta la mia fitness a scapito vostro, come dire, si diffonde nella popolazione, anche se il risultato finale è che la fitness generale diminuisce per tutti. Questo in realtà, diciamo, non è valido solo per la selezione sessuale, per questo conflitto tra i sessi, ma riguarda tanti rapporti, diciamo, in cui la fitness di un comportamento dipende da cosa fanno gli altri. Tanto per fare un esempio, l'esempio che faccio sempre con i miei studenti, siccome ce n'è qualcuno rideranno, per i segni del ad ogni modo, mi viene facile, per cui in una città in cui nessuno ruba le biciclette, la fitness di tutti sarebbe più alta perché non dovremmo spendere soldi e tempo per comprare lucchetti e legarli. Insomma, io spero che la mia sia ancora lì a proposito. Ma siccome se compare un ladro, un mutante nella popolazione che frega le biciclette e nessuno mette il lucchetto, lui ha una fitness colossale. A quel punto, scherzo. Allora, intanto è stato dimostrato che anche nella specie umana esistono dei criteri di scelta del partner. Esistono dei caratteri che sono preferiti, che tendono a rendere, come dire, chi li possiede sessualmente più attraente di altri. Sono stati fatti studi utilizzando, diciamo, ogni forma possibile di controllo culturale, non sono cose facili da fare, però ormai c'è una letteratura abbastanza ampia che suggerisce che ci sono alcuni caratteri che sono preferiti, che sono oggetto di preferenza sessuale sia in un sesso che nell'altro, perché nella specie umana, come in molte specie tendenzialmente monogame, la scelta non è solo della femmina per il maschio, ma è reciproca. E quindi, per esempio, è stato dimostrato che gli odori, anche se vengono percepiti in modo, come dire, non forse completamente conscio, ma gli odori trasportano alcune informazioni sulle caratteristiche del sistema immunitario e evidenze ormai insomma numerose suggeriscono che c'è una preferenza per la complementarietà, cioè vengono preferiti partner che hanno un sistema immunitario complementare al proprio, e questo fa sì che la prole abbia uno spettro potenziale di risposta immunitaria più ampio. Questo è stato dimostrato oltre ogni dubbio nei topi, ma anche evidenze. I famosi esperimenti delle t-shirt, delle magliette, hanno dimostrato questo. Sono stati fatti dei test su studenti universitari in cui veniva chiesto di esprimere una preferenza per l'odore di una maglietta indossata per 2 giorni senza lavarsi e senza usare deodoranti. E ovviamente chi doveva esprimere la scelta non sapeva chi l'aveva indossata, insomma, per cui è stato fatto questo test sia nei maschi che nelle femmine, avendo poi delle informazioni sul genotipo.
del donatore di maglietta e dell'annusatore di maglietta. È stato visto che la scelta non è casuale rispetto agli MHC. Quindi il colpo di fulmine famoso, diciamo, potrebbe avere una componente di questo tipo. Quindi certamente c'è una forma di selezione sessuale precopulatoria anche nell'uomo. Voi direte che c'era bisogno che ce lo venissero a dire gli scienziati. Si sa com'è. Ecco, c'è una forma di selezione sessuale post-copulatoria nell'uomo, cioè sono selezionati caratteri, comportamenti legati a una competizione post-copulatoria, quindi a una potenziale promiscuità sessuale. Allora, negli anni 90 Baker e Bellis, due ricercatori inglesi, hanno pubblicato un libro che ha fatto scalpore perché trattava proprio di questi aspetti, e soprattutto Baker, insomma, è stato, adesso non fa più lo scienziato, è diventato talmente ricco con questi libri che si è licenziato, adesso non so bene cosa faccia, ma insomma, non fa più professore universitario. Ma insomma, diciamo, molte delle cose che lui ha scritto in questo libro sono risultate essere false, diciamo, false, sbagliate, ecco, diciamo. È uno molto disinvolto nell'interpretare i risultati dei suoi esperimenti, però certamente ha proposto delle idee, un approccio, come dire, un po' rivoluzionario per l'epoca, in un momento in cui non erano tanti i biologi evoluzionisti che avevano nuove idee, diciamo, in questo campo. C'è Jeff Parker, che è il padre, diciamo, della competizione spermatica, che dice sempre, sì, io lo so che molte di queste cose pubblicate sono spazzatura, però ha detto, io in quegli anni là in cui io avevo cominciato ad occuparmi di competizione spermatica, l'unico con cui potevo parlare, discutere le idee era Baker, quindi insomma, diciamo, non è proprio un diavolo. Ma lui aveva trovato delle cose un po' fantascientifiche, gli spermi killer, ne avete sentito mai parlare? Lui avrebbe dimostrato che nell'eiaculato del maschio una parte degli spermi si occupano di fecondare delle uova, le uova della femmina. Gli altri spermi morfologicamente diversi si mettono alla caccia di spermi di altri maschi e li uccidono, cioè sono kamikaze perché si gettano contro questi spermi, adesso la vedo un po' così, insomma, però l'idea era questa. E per sostenere questa ipotesi ha presentato i dati sperimentali, nessuno studio successivo li ha mai confermati, insomma. E anche altri aspetti. Ad esempio, lui ha suggerito che nella popolazione umana ci sono due tipi di maschi con testicoli grandi e maschi con testicoli piccoli. E le strategie riproduttive dei due maschi è il maschio con testicoli piccoli è un bravo padre e, diciamo, è monogamo. Ecco. Il maschio con testicoli grandi, invece, viceversa, è molto meno interessato alle cure parentali, molto più interessato ad aumentare il suo sesso riproduttivo, aumentando il numero dei partner sessuali. Per far questo ha presentato un campione di maschi inglesi in cui effettivamente da quei dati sembrava che i tipi di maschi fossero due. Poi aveva fatto delle domande a questi chiedendo voi, diciamo, che tipo di vita menate, e effettivamente le risposte di questi sembravano indicare questo. Ovviamente questo è un esperimento relativamente facile da fare perché si tratta di misurare i testicoli e chiedere, insomma, cosa fa uno, diciamo, nella sua vita privata in forma anonima. È stato ripetuto e non è mai più stata trovata evidenza di questo, quindi al momento, nonostante ci sia una grande variabilità nella dimensione dei testicoli relativa al peso corporeo del maschio, però non c'è evidenza del fatto che ci siano due tipi di maschi diversi. Ecco. Per la verità bisogna dire anche una cosa, che in quegli studi di scelta, di preferenza femminile, in cui vengono mostrate alle ragazze, insomma, universitarie, facce di tipo diverso, con caratteri più o meno mascolinizzati. Ci sono dei caratteri del viso che sono legati al livello di testosterone durante lo sviluppo. Per esempio, la mascella al Ridge Forrest, quello di Forrester, ecco. Cioè il mascellone largo è legato ad un alto livello di testosterone durante lo sviluppo. E viceversa, e quindi, non so, la barba è anche un po' imbarazzante perché voi mi guardate, diciamo. Quindi non vi do altri dettagli perché non vorrei svelarvi troppe cose, insomma. Ad ogni modo, si sa, questo è invece noto, che in tanti animali il livello di testosterone è associato effettivamente a comportamenti parentali ridotti e invece attività sessuale elevata. Ed è stato visto che effettivamente nelle femmine della nostra specie sembrerebbe esserci una tendenza a preferire o maschi molto mascolinizzati, quindi diciamo che denunciano, tra virgolette, alti livelli di testosterone, o maschi invece più femminilizzati, quindi che denunciano
livelli più bassi. Il tipo intermedio va meno forte, diciamo, secondo questo studio, fatto su europei e giapponesi. E questo sembrerebbe suggerire che nella strategia femminile una sceglie in sostanza se innamorarsi del miglior padre per i propri figli o nell'uomo più sexy con cui magari poi ci si deve arrangiare a tirare i suoi figli, però si passano, come dire, delle notti più intense. Ecco, e per ciò che riguarda invece la copula per ciò che riguarda la competizione post-copulatoria, la competizione spermatica, ovviamente tutto dipende da quanto frequentemente le femmine si accoppiano con più di un partner durante lo stesso ciclo riproduttivo. E ovviamente non è facile avere dei dati. I dati indiretti, vi dicevo, ci collocano in una situazione intermedia tra lo sfrenato scimpanzé e lo strettamente monogamo gorilla. In effetti i dati sulla paternità extracoppia sembrano essere intorno al 2% in media, anche se ci sono casi, popolazioni in cui il livello è più alto. E questo dato qui. Quindi diciamo è un livello di competizione spermatica non altissimo, però esistente. Diciamo. Diversa è la cosa che si ottiene se non si va a vedere quanti sono i figli illegittimi, che sono il risultato ovviamente di una copula extracoppia con fecondazione. Ma se si chiede qual è l'incidenza delle copule extracoppia nella nostra specie. Qui sono presentati i dati di 5 studi condotti in Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Australia, sia sui maschi che sulle femmine per diverse fasce di età. E vedete che la frequenza complessiva è circa il 20%. Quindi, secondo queste stime, regolatevi quindi, diciamo il 20% nel 20% delle coppie il maschio o la femmina hanno un altro partner nello stesso periodo in cui hanno, diciamo, un partner ufficiale. L'altra cosa che vi segnalo è che tende ad aumentare con l'età in entrambi i sessi, quindi non è esuberanza giovanile, diciamo. Va bene, questo qui è veramente tutto. Ecco, allora se vogliamo passare alle domande, adesso alzate la mano chi vuole parlare. Due domande. Lei ha parlato dell'uomo prima e adesso, però non ha detto nulla sull'intervento sociosanitario. La pillola per le donne determina ed eventuali altre malattie o preoccupazioni dei maschi e delle femmine determinano la sessualità, la riproduzione, l'aumento o diminuzione, non solo, ma anche la stessa ricchezza. Cioè, il reddito di un paese, l'Italia, produce meno uomini di quanto non producesse 50-60 anni fa, e così in molti altri paesi, mentre l'Africa o altri paesi più poveri produce più umani. Su questo punto vorrei sentirlo. Sul secondo, le stagioni. Io ho un'esperienza non diretta, ma comunque conosciuta, sugli uccelli canarini, che adesso sono alla terza covata e alla terza riproduzione di uccelli in pieno inverno. Ecco, mi spieghi lei questa questione? Ma dunque, il problema di trattare questi argomenti nella specie umana è che nella specie umana non è possibile né eticamente permesso, insomma, giustamente, fare alcun tipo di sperimentazione. Quindi, diciamo, mentre negli animali è possibile manipolare sperimentalmente le condizioni, per esempio sociali, di ricchezza di cibo, disponibilità di cibo, eccetera, questo non si può fare nell'uomo. Nell'uomo bisogna fare degli studi di tipo correlativo. Uno dice, beh, nella società attuale c'è molto più cibo, la fecondità diminuisce. E uno può essere tentato di mettere in relazione questi due effetti. Ecco, detto questo, cosa significa? Significa che come dire, interpretare queste correlazioni nell'uomo è sempre una materia di interpretazione, mentre, diciamo,
nel caso degli animali si possono fare degli esperimenti che ci permettono di mettere in relazione in modo, come dire, ragionevolmente certo delle cause e degli effetti. Nell'uomo questo non si può fare, quindi si tratta sempre di relazione. Dopodiché, per esempio, è noto che, ad esempio, quei pesci che vi ho mostrato, quello in cui le femmine preferiscono tenere gli spermi dei maschi più colorati, lì è stato dimostrato che nelle popolazioni in cui c'è più scarsità di cibo, le femmine tendono a fare meno piccoli, più grossi, rispetto alle popolazioni in cui invece il cibo è più disponibile, in cui fanno tanti piccoli e più piccoli, perché è un ambiente meno competitivo. Per esempio si è visto che ci sono specie di uccelli in cui in ambienti molto ricchi un solo genitore si prende cura dei piccoli, in ambienti molto poveri sono sempre due. Allora uno potrebbe estrapolare da questo e dire, beh, insomma, nelle società in cui c'è molto, come dire, le risorse del cibo, del tempo non sono più limitanti, come una volta, quello che ci serve è una riduzione della fecondità, per esempio, e un aumento del tasso dei divorzi, per esempio. Però, ecco, ripeto, potrebbero essere cose che sono ragionevoli, però sono delle interpretazioni. Bisogna sempre essere molto cauti nell'assegnare a qualunque cosa osserviamo nell'uomo, interpretarlo in chiave evolutiva e trovare una spiegazione, come dire, adattativa, perché questo è molto rischioso. Uno dei problemi di Baker e Bellis e anche di Desmond Morris è un altro che va per la maggiore, no? Che interpreta alcune caratteristiche umane sulla base di possibili spiegazioni a posteriori. Una che a me ha sempre fatto sorridere è che, secondo Desmond Morris, il seno femminile, che è così sviluppato nella nostra specie mentre non lo è in altre scimmie antropomorfe, sarebbe il risultato della stazione eretta. La copula non è più, come dire, effettuata da dietro ma frontalmente, e quindi l'uomo nella nostra specie per eccitarsi sessualmente ha bisogno di qualche cosa che gli ricordi quello che lo eccitava quando era una scimmia e si accoppiava, come dire, cioè mi pare una grandissima, e poi soprattutto totalmente indimostrabile. Quindi diciamo c'è spesso una tendenza era come quando, diciamo, dal darwinismo biologico è stato derivato il darwinismo sociale, per cui siccome in natura c'è la lotta per l'esistenza, allora va bene che in economia vinca il più forte e punto, insomma. Cioè, come dire, sono passaggi che non sono automatici. Ecco, dopodiché che le condizioni culturali nella nostra specie siano importanti a determinare le strategie riproduttive, non c'è dubbio, ma non solo quelle, insomma. Questo succede anche negli animali, peraltro, e non è sorprendente che ci sia. D'altra parte, voglio dire, rimane comunque l'interesse, se uno vuole, a cercare di capire, immaginare quali potevano essere le pressioni selettive che hanno determinato l'evoluzione di comportamenti o caratteri di cui magari risentiamo tuttora, anche se in questo momento non c'è più alcuna pressione selettiva in questo senso, insomma. Certamente, come dire, la componente culturale rende tutto più complicato. Infatti vi dicevo, quei test che vengono fatti sulla preferenza dei maschi e delle femmine per visi di un tipo o di un altro sono complicatissimi, proprio perché si cerca in tutti i modi di controllare l'effetto culturale, delle mode anche. È complicato. La seconda domanda, non so, scusa. Insomma, i canarini sono stati selezionati, i canarini che lei in gabbia non sono neanche lontanamente uguali al progenitore selvatico, che nessuno si terrebbe in gabbia perché non è così colorato. Di Darwin. No, è che lì la selezione naturale cioè un allevatore che aveva i suoi canarini ovviamente ha tenuto quelli che si riproducevano con facilità, perché quelli che si riproducevano con difficoltà non gli interessavano. E così come noi abbiamo delle mucche che producono latte 12 mesi all'anno, nessun mammifero produce latte in modo continuativo, ma con la selezione artificiale si può ottenere, quindi questo non è sorprendente, insomma, direi. Qualche altra domanda? Prima di fare la mia domanda vorrei dire che è stata davvero interessante e ci sarebbero tante cose da commentare, da dire. Un paio di osservazioni. La prima è appunto, dopo l'ipotesi di
di Darwin sulle capacità delle femmine di scegliere il proprio maschio, per 100 anni la ricerca tace, che vuol dire che capacità delle donne delle femmine di esercitare il potere di scelta dispiace, diciamo, anche agli scienziati, e infatti dobbiamo arrivare alla fine del Novecento perché si riprende in mano l'argomento. Un'altra osservazione che farei è sulla linea di quello che le chiedeva il signore, cioè l'avevamo sospettato, ma sembra proprio che in materia di rapporti fra i sessi siamo molto lontani dall'essere di fronte al migliore dei mondi possibili, cioè non si riesce a immaginare una cooperazione. Mi verrebbe da dire chissà come l'avrebbe fatto Dio, se l'avesse fatto lui, se sarebbe riuscito a creare qualcosa di più adattato appunto in termini di rapporti fra i sessi. La domanda vera è questa. Ho trovato molto interesse in questa informazione sul fatto che le galline sono capaci di esercitare una forma di controllo delle nascite, che è quella appunto di espellere lo sperma conseguente ad accoppiamenti non desiderati. Mi chiedevo se questo è un caso più unico che raro nella specie, oppure se esistono in altre specie dei meccanismi, mi pare che lei l'abbia un po' suggerito, meccanismi per il controllo delle maternità non desiderate, e se sappiamo se anche nella specie umana c'è qualche meccanismo biologico di questo tipo. Inutile che insomma dica quanto è rilevante questo tema in questi periodi. No, diciamo, la dimostrazione sperimentale della capacità della femmina di controllare che maschio feconda le proprie uova è difficile da ottenere, per motivi ovvi, insomma, perché per farlo bisogna manipolare sperimentalmente la situazione, ed è una situazione che nel momento in cui si manipola si rischia di, come dire, creare una situazione che non è naturale, artificiale. Okay. Detto questo, è molto probabile che esista, però ecco, non vorrei che ci fosse questo equivoco, non è che sono meccanismi che la femmina adotta per decidere se come dire, iniziare una maternità o no, ecco, ma in questo caso quello a cui mi riferivo in particolare è decidere quale maschio sarà il padre dei propri figli, che è un'altra cosa, insomma. Quindi cioè, non è un controllo delle nascite, ma è un controllo della paternità, che è diverso. Dopodiché il controllo delle nascite, che è un altro contesto, è stato dimostrato esiste insomma in tante specie. La maggior parte dei mammiferi, quando le femmine sono in condizioni al di sotto di una certa soglia, che probabilmente è incompatibile con l'allattamento, c'è normalmente un'interruzione della gravidanza, un aborto spontaneo, eccetera. Questo si sa anche oppure un'interruzione dell'ovulazione, questo si sa anche nella specie umana, in cui se le riserve di grasso percentuali della donna sono al di sotto di una certa soglia, che non mi ricordo se è il 10% o il 15%, si interrompe il flusso mestruale, e quindi la femmina, diciamo la donna in questo caso, insomma, evita di iniziare una gravidanza il cui costo rischierebbe di essere troppo elevato, perché l'allattamento poi richiede, questo è stato dimostrato negli ungulati, eccetera, è un meccanismo fisiologico per cui una femmina evita di entrare in riproduzione se non è nelle condizioni di farlo, insomma. Però non è, come dire, un metodo contraccettivo, normalmente o non inizia l'ovulazione oppure viene abortito il tentativo di riproduzione, insomma. Questo. Io volevo chiederle per piacere di ripetere una cosa che non ho capito. Il discorso del pavone, cioè la scelta della femmina in chiave estetica, come viene giustificata? Perché il discorso era complesso e non posso dire. Sì. Dunque, io ho detto che, puntualizzo una cosa, l'idea di Darwin fu avversata perché l'idea era che le femmine avessero un senso estetico. Ora, adesso io non so come si definisca il senso estetico, francamente non saprei dare una definizione, ma qualunque cosa sia, non è necessario immaginare un senso estetico in un animale, insomma. Noi possiamo semplicemente immaginare che, per esempio, è stato dimostrato sempre, perché lo conosco, perché lo studio, quel pesce con le macchie arancioni, le femmine preferiscono i maschi
con le macchie arancioni. Beh, è stato dimostrato che è un pesce tropicale e le femmine sono molto attirate dai frutti colorati, rossi, perché contengono sostanze, carotenoidi in particolare, che sono molto importanti per il mantenimento del metabolismo, eccetera. E quindi l'idea è che queste macchie rosse che mimano il frutto colorato, in qualche modo siano già predisponenti a rendere quel maschio più attraente per una femmina. Non so, noi siamo una specie sicuramente che basa le sue scelte sulla vista, diciamo su caratteri visivi, ma anche certamente su caratteri olfattivi. E forse non è un caso che molti dei profumi che si utilizzano, il cui scopo non credo che possa essere diverso dal rendersi più gradevoli agli altri, molti di questi profumi, per esempio, ricordano, come dire, potenziali cibi, ecco, non so, pensate al profumo alla vaniglia o cose di questo tipo, insomma. Oppure evidentemente c'è qualche cosa che rende questi profumi in qualche modo attraenti, perché anche qui non sarà un caso che sia le api che vanno a cercare il polline che noi troviamo il profumo di certi fiori interessante, insomma. Quindi in realtà non è necessario un senso estetico, è semplicemente se nella popolazione di femmine per qualche ragione compare una femmina mutante che è attirata dai maschi che possiedono un certo carattere, tenderà ad accoppiarsi preferibilmente su quello. Il problema è perché la coda del pavone dovrebbe segnalare una miglior qualità genetica. Questo è in realtà il vero problema, perché chi vieta ad un maschio di mettersi una livrea vistosa e far credere alla femmina di avere chissà quali geni, in realtà è uno scalzacani, insomma. Ecco. Cioè cosa che mantiene l'onestà del segnale, così, diciamo, questo è il problema evolutivo. E qui c'è un dibattito, una letteratura, ma ad ogni modo c'è una certa insomma tante evidenze supportano l'idea che questi ornamenti sono onesti perché non tutti possono permetterseli. C'è un maschio che voglia andare in giro con un maschio di pavone, diciamo, con una coda di 2 metri, può farlo perché comunque è un maschio di ottima qualità, perché produrre la coda è costoso e sono fatte di proteine, perché insomma quindi è costoso farle, le mutano poi ogni anno, portarsele in giro, sfuggire ai predatori con questo handicap addosso segnala la qualità di quel maschio. Quindi in realtà le femmine sembra, e tante evidenze lo supportano, negli animali selezionano caratteri che non possono essere facilmente ingannevoli, perché il loro costo è tale per cui solo i maschi di qualità migliore riescono a produrre questi ornamenti. Nella rondine, le timoniere lunghe dei maschi è stato dimostrato che creano un sacco di problemi ai maschi, fanno più fatica a cercare il cibo che loro catturano volando in giro, fanno più fatica a tornare in Africa, compiono questa migrazione di anche 8, 10, 12.000 chilometri per andare a svernare in Africa, in queste codine apparentemente, sì, sono queste piccole appendici apparentemente innocue, in realtà è stato dimostrato che fanno molta fatica. Se lo sperimentatore gliela allunga di 1 centimetro, l'anno dopo quel maschio ritorna al luogo di riproduzione 1 o 2 settimane in ritardo, perché insomma, ha fatto fatica ad andare giù e ha fatto fatica a tornare su. E spesso con il nuovo piumaggio di qualità più scadente, perché è arrivato in Africa in condizioni così sgangherate che prima di riuscire a rimettersi in sesto e mutare le penne ci è voluto del tempo. Quindi in qualche modo c'è una pressione selettiva sulle femmine a scegliere maschi che portano caratteri che segnalano per il loro costo la loro qualità, insomma, la qualità dei maschi. In questo modo le femmine sono sicure che il padre dei propri figli è un padre che resiste ai parassiti, che sfugge ai predatori, che è in grado di sopravvivere nonostante vada in giro con delle appendici apparentemente sconclusionate, insomma. Questa è l'idea. Altre domande? Chiudiamo? Va bene, allora voglio ricordare che sabato prossimo in questa sala alla stessa ora c'è un'altra conferenza, La mente del bambino tra manipolazioni e sviluppo critico, con la professoressa Maria Chiara Devorato, che è qui presente, è venuta a sentire questa conferenza, e il professor Francesco Codello e la professoressa Laura Balbo, che è una nostra copresidente, è stata ministro delle pari opportunità, è una sociologa che tiene un corso a Padova per in questo periodo.
Ringrazio tutti, se qualcuno si ricorda visita il nostro sito, si invoglia e si iscrive all'associazione, si fa un grande piacere perché abbiamo bisogno di nuovi collaboratori e di più fondi. Grazie a tutti. Lo